La Borsa Internazionale del Turismo, arrivata quest'anno alla sua 29esima edizione, riconferma la sua importanza registrando un flusso di visitatori pari a quello dello scorso anno. Globalizzazione e turismo, rischi e opportunità di una sfida senza confini. Questo il tema centrale proposto ai numerosi operatori provenienti da tutto il mondo. Con la tradizione di BIT come momento di business mirato, questa edizione è stata particolarmente apprezzata dagli espositori per la qualità dei contatti. Molti di essi hanno segnalato un incremento di contatti professionali utili in rapporto alle presenze. Il settore turistico dimostra dunque di sapersi difendere da una situazione di crisi economica generalizzata, offrendo con tempestività risorse efficaci alle esigenze in costante evoluzione dei mercati. Mi sembra che la BIT, nonostante la crisi, metta in atto un po' di reazione, dimostri che c'è reazione, è una delle fiere più importanti d'Europa, quindi d'altronde, come si dice, lo show deve andare avanti, quindi bisogna continuare a investire, e qui non è una questione di show ma è una questione di tangibili. La crisi ci sarà anche nel nostro mestiere. Credo che l'Italia abbia gli elementi per, prima di hardware e poi anche di capacità, nonostante questo sfarinamento che c'è, che ormai è storico, abbia degli elementi per reagire meglio o per soffrire meno di questa crisi. Veneto, con le sue innumerevoli risorse e proposte, spicca per la qualità e la molteplicità dell'offerta, come hanno evidenziato Danilo Lunardelli, assessore al turismo della provincia di Venezia, e Franco Manzato, vicepresidente della regione Veneto. A Milano per presentare la guida del territorio del Veneto orientale e anche per promuovere le nostre spiagge, la costa veneziana, le spiagge che hanno nell'offerta turistica europea davvero fatto molto lavoro nella qualità dei servizi e dell'accoglienza, e poi è un territorio che circonda Venezia con itinerari naturalistici, itinerari fluviali, itinerari culturali e ciclopedonali. La possibilità quindi di visitare la provincia di Venezia con strumenti cartacei, ma anche con vacanze che ti muovono le emozioni, che ti promuovono i sensi. Due sono i grandi filoni sui quali vogliamo puntare: uno, un finanziamento molto forte su tutto il settore dell'imprenditoria turistica; seconda linea invece è la grande promozione che faremo non solamente quella BIT al Carnevale di Venezia, ma anche tutto il 2009, cercando di aggredire non solamente il mercato internazionale, quindi gli Stati Uniti da una parte, l'Europa dell'Est, ma anche l'Asia, ma anche il sistema italiano. Quindi ci presenteremo anche presso a livello nazionale e sulle singole regioni per proporre un'offerta turistica che sia all'altezza del Veneto, cioè di altissima qualità. Un turismo fino a ieri magari soltanto acquistava dei prodotti, andava nei vari itinerari, spiaggia, montagna, ma questa volta noi abbiamo notato che questo turismo comincia un po' più a avere una necessità, piacere di conoscere molto di più della cultura, il modo da vivere, la storia della città di Venezia.